Lo j'accuse di chi vive in contrappescherie vecchie. Commercianti e residenti riuniti in comitato vanno a Palazzo Trissino per chiedere che nella piazza dove vivono e lavorano venga ripristinata la pulizia e il rispetto delle regole. E siamo praticamente nel cuore del centro storico, perché siamo a 2 passi da Piazza dei Signori, siamo a 2 passi da Piazza delle Erbe, insomma il cuore pulsante della città, che è inaccettabile che avvengano determinate cose. Ho visto scene di tutti i colori, che vanno da risse a persone che fanno i loro bisogni in mezzo alla strada, che vomitano, persone che spacciano. Purtroppo c'è un problema di droga, in certi orari c'è un continuo odore di cose che non dovrebbero sentirsi in un centro storico. È davvero inaccettabile quello che sta succedendo. A parlare è uno dei commercianti che hanno costituito il comitato. Oggi 25 persone hanno incontrato il sindaco e il comandante della polizia locale. Le regole ci sono, ma i residenti chiedono che vengano applicate. Oggi l'amministrazione comunale ha detto che inizierà a tutelarci, ma io faccio un importante appello al questore, al prefetto, che abbiamo bisogno di voi, assolutamente.